Mandi, mandi a tutti, un grande saluto a tutti, care Aquile. Allora, velocemente, questa volta, dopo le elezioni regionali del 2 e del 3 di aprile del 2023, mi sento di fare un video che spero sarà più breve del precedente. Molto semplicemente vorrei fare un velocissimo commento a quelli che sono stati i risultati oramai noti, non solamente per quanto riguarda il legislativo regionale, il consiglio regionale, ma anche per quanto riguarda la giunta regionale, cioè l'esecutivo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Anzitutto l'affluenza, perché anche se la nostra regione con un 40% abbondante di affluenza, con picchi di quasi il 50% nella circoscrizione di Udine, ehm, è riuscita a staccare di quasi 10 punti, di una decina di punti, ehm, altre regioni ordinarie che hanno votato recentemente come la Lombardia o il Lazio. Ugualmente, a mio modo di vedere, il risultato dell'affluenza è preoccupante, perché è già la seconda volta dopo le elezioni regionali del 2018, anche in questo 2023, che l'affluenza scende sotto al quorum virtuale che non è previsto, ma dal punto di vista politico ha comunque un certo rilievo, nel senso che più della metà dei corregionali non si sente evidentemente rappresentata da questo attuale sistema e quindi abbandona completamente i seggi. Molti sono all'estero, il Friuli è terra di emigrazione, per cui sicuramente una buona fetta di queste persone in realtà risiede all'estero, magari per motivi di lavoro o per i più vari motivi, per cui in effetti possiamo comprendere come sia davvero difficile ritornare in Friuli appositamente per il voto. Anzi, ne approfitto per salutare tutti i friulani che ci seguono anche da tutto il mondo, dall'estero, insomma, fuarci sempre Friula, anche proprio dovunque poi la vita ha portato i friulani. Eh, Pochi sicuramente riescono a rientrare dei friulani all'estero. Una buona fetta degli astenuti sono insomma gli astenuti più comprensibili, quelli dell'estero. Altri sicuramente non si sentono rappresentati da quello che è il sistema politico italiano, perché siamo una delle, anzi l'unica regione a statuto speciale di tutto l'arco alpino che si ritrova senza una rappresentanza politica diversa rispetto a quelle che in un modo o nell'altro fanno riferimento al sistema politico italiano. Sì, in parte c'è l'eccezione rappresentata dalla Slovenska Skupnost, che è rimasto il partito più antico, ancora presente in Consiglio regionale, rappresenta diciamo gli slovenofoni bianchi, però è comunque collegato a doppio filo con il PD, mentre gli slovenofoni rossi si sa sono addirittura interni al PD, per cui insomma anche diciamo la minoranza, l'unica minoranza che almeno attualmente riesce ad avere una sua organizzazione politica parzialmente autonoma, in realtà eh, finisce per essere anch'essa calamitata dal sistema politico italiano. E questo è un problema cruciale, non solamente per riportare i friulani a votare, non solamente per dare una reale alternativa politica al Friuli,
ai friulani e soprattutto ai friulanofoni, non esclusivamente, ma soprattutto ai friulanofoni che sono la minoranza linguistica sì più numerosa, ma quella sociolinguisticamente più debole, quella che risente maggiormente della tendenza assimilazionistica e neocolonialistica italiana e triestina. Per cui FVGina, diciamo. Per cui davvero la sfida per il popolo friulano è quella di riuscire a liberarsi dall'attuale sistema politico italiano che anche a livello regionale e locale purtroppo la fa ancora da padrone. Complice una legislazione elettorale fatta apposta per tagliare fuori i piccoli deboli, la forza del dissenso. Abbiamo visto ad esempio che i vax free sono rimasti tagliati fuori per un soffio dallo sbarramento, almeno per il momento, per cui è l'FVG Porcellum, come lo chiamo io, è una legislazione elettorale regionale che polarizza su due poli, diciamo, il sistema politico, lo aggancia al sistema politico italiano e rende ordinaria una regione a statuto speciale che godrebbe viceversa di un grande pluralismo anche linguistico, non solamente geografico, storico, ma anche linguistico e culturale, un pluralismo che tuttavia non riesce a esprimersi, perlomeno attualmente. Il movimento Friuli, l'altra tradizionale forza autonomista friulana e sul friulana, almeno sulla carta, purtroppo si è fermata ancora prima della presentazione delle candidature a questo giro, quindi non ha nemmeno subito gli effetti dello sbarramento, per cui la situazione, soprattutto in Friuli, è terribile, terribile anche perché la vittoria del presidente Federico, una vittoria netta, una vittoria schiacciante, riconferma per la prima volta nella storia di questa regione l'organo di vertice, nonostante quelli che sono stati i pessimi risultati del precedente quinquennio, della XII legislatura, eh, una larga coalizione di centrodestra che ha fatto leva soprattutto su questo nuovo vento destrorso che rappresenta ancora l'onda lunga delle politiche dello scorso anno, insomma, ha approfittato di una coalizione larga e unita per incassare anche a livello regionale, per cui la conferma del presidentissimo Federica anche per questa nuova 13ª legislatura 2023-2028 si è rivelata purtroppo scontata. Se l'affluenza fosse stata più elevata, a mio modo di vedere, i giochi si sarebbero riaperti, ma nel momento in cui a votare va solo qualche cliente o qualche interessato, inevitabilmente è molto più facile per le segreterie dei partiti, per i capi, pilotare l'esito del voto. Dobbiamo insistere nel cercare di costruire un'alternativa rispetto al capo veronese triestinizzato che ci ritroviamo, rispetto alle sue liste personali, rispetto a tutti i politici tricoloruti che insomma ci ritroviamo. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino perché altrimenti saremo costretti a venire completamente assimilati e cancellati, ma non solamente dal punto di vista politico, io temo anche dal punto di vista geopolitico.
perché i nostri grandi e potenti vicini veneti non nascondono i loro interessi anche sul nostro territorio, che sono molto pesanti e sono sostanzialmente neocoloniali. Ehm Mhmm, chissà se nel 2028, potremo votare nuovamente, noi friulani. Chissà se, questa legislazione elettorale così distorsiva e così, afflittiva per la partecipazione, anche solo per le candidature sono richieste troppe firme che non hanno pari in tutta Italia, anche in altri ordinamenti regionali speciali, come ad esempio quello della Provincia Autonoma di Trento, per fare un esempio, che richiede pochissime firme per le candidature. Insomma, è un sistema elettorale questo fatto apposta per escludere i friulani dal potere e condannarli a pagare solo tasse per mantenere il nostro eccentrico, alieno, spesso ostile capoluogo regionale. Ehm, c'è qualcuno che si consola, sperando, illudendosi probabilmente, che qualche nuovo, ehm, esponente politico, possa, come dire, cambiar qualcosa, ma in realtà, ehm non credo che, ehm, anche insomma un personaggio come, Mario Anzil, che è comunque un politico italiano, che fa riferimento a una formazione politica italiana, sia in grado di cambiare qualcosa. Insomma, anche ho visto anche la sua prima intervista. Insomma, è già passato dal Friuli al Friuli Venezia Giulia senza nemmeno trattino, per cui, basta leggere i giornali per capire come, chiunque arrivi a Trieste, anche in posizioni di potere, anche, addirittura, non solamente insomma, assessore, addirittura vicepresidente della regione, nel momento in cui si insedia, comunque, insomma, diventa politicamente corretto, per cui io francamente non ho grosse speranze. Ehm, l'unica speranza, non verrà mai dai tricoloruti, a mio modo di vedere, perché non credo che insomma, questo nuovo assessore alla cultura metterà in discussione, per fare solo un esempio concreto, l'enorme spesa pubblica regionale, per quanto riguarda, le attività teatrali che sono quasi tutte triestine. Per cui, i friulani continueranno a pagare tasse per i comodi, dei triestini e mamma regione ovviamente avrà un atteggiamento diverso, perché insomma si sa, ci sono alcuni figli che contano di più e altri di meno, insomma, per cui soprattutto se i friulani, continuano, a non votare qualcosa di realmente diverso, ma senza loro colpa, perché il sistema elettorale, vigente, cioè l'attuale legge elettorale regionale FVG Porcellum, con i trattini ovviamente, non consente loro di trovare sulla scheda elettorale nient'altro se non i partiti tricoloruti, è chiaro che questo sistema non potrà mai migliorare, potrà solo peggiorare, per cui forse si avanzerà qualche briciola, forse, ammesso e non concesso che avanzi qualcosa, ci si ricorderà per ultimo, ad esempio, del Teatro Stabile Friulano. Poi sarebbe interessante andare a fare un po' di conti su quanto la regione spende
invece per esempio per il Teatro Stabile Sloveno, e tale cifra andrebbe razionalmente moltiplicata per 10 per dare un'idea ai friulanofoni di quella che sarebbe una giusta spesa per la principale minoranza linguistica della regione, ehm, che conta più o meno 10 volte i parlanti della minoranza linguistica più tutelata in questa regione. E lo dico senza alcuna volontà di polemica, no? Però è giusto anche che ci sia una certa proporzione, mentre invece questa è la regione delle disproporzioni, perché ci sono sproporzioni allucinanti, sempre e solo in favore di Trieste a senso unico. Ehm, Questa è la verità. Non credo che nessuna novità, ecco, nessuna nuova personalità, magari rampante, magari per certi versi anche lodevole. Mario Anzil, se farà bene o comunque farà meno peggio di altri, potrebbe essere benissimo il candidato presidenziale per il centrodestra al prossimo giro. Quindi, nonostante tutto, in ogni caso, non saranno sicuramente dei politici che fanno riferimento al sistema politico italiano a salvare il Friuli. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché il lavoro è enorme. Ehm, Purtroppo vedo che c'è movimento, c'è interesse politico sul Friuli solo prima delle elezioni, invece gli appuntamenti elettorali, soprattutto se molto impegnativi come quelli regionali, vanno preparati per tempo, vanno come dire, organizzati. ehm, Senza pretendere di ottenere risultati in tempi rapidi e magari anche, abbandonare il lavoro, a metà solo perché, arrivano le prime difficoltà. Per cui bisogna viceversa, ehm continuare a investire, su quello che è un grande vuoto politico, perché un intero popolo è tagliato fuori dalle istituzioni anche a livello regionale. Friuli è una colonia. Friuli è una colonia. È ancora pieno di servitù militari, è ancora schiacciato dallo strapotere triestino che controlla tutto e tutti senza più avere il pudore nemmeno di salvare le apparenze, no? eh, Federica è stato riconfermato alla presidenza della regione, hanno dato ai friulani il contentino della vicepresidenza, un assessorato debole quello alla cultura, peraltro, perché molto più potente quello agli enti locali che viceversa è rimasto a un triestino, il quale peraltro è un assessore esterno che non è riuscito nemmeno a farsi rieleggere, nemmeno con i voti dei triestini, i suoi concittadini, per cui eppure comanda su tutte le istituzioni territoriali di tutta la regione. Questo dà la misura di quanto Trieste non voglia abbandonare l'effettivo controllo degli assessorati che contano in regione. E come anche la fase molto delicata e rischiosa di ehm, riforma della geopolitica interna a questa regione duale, ma sempre più accentrata nell'angolino in basso a destra, non sia affatto conclusa, anzi sia appena incominciata, ma del resto lo ha detto anche il presidente del Consiglio regionale appena eletto. Eh, si parla di riforma
degli enti territoriali intermedi, e quindi possiamo già intuire che il confine geopolitico del Timavo è di nuovo in discussione, perché Trieste ha bisogno di territorio e quindi di popolazione per giustificare l'abnorme dimensione esorbitante, completamente sproporzionata della spesa pubblica concentrata nell'angolino in basso a destra, anche per quanto riguarda i fondi regionali. Mentre tutto il resto del territorio, da Livenza al Timavo, paga le tasse, ma riceve ben poco in realtà a livello di servizi ormai, anche quando si tratta di servizi vitali come quelli sanitari. Guarda caso invece, l'unico posto nel quale la sanità funziona molto bene e non ci sono mai tagli è proprio Trieste. E si potrebbe andare avanti a parlare qua ore e ore. Non sarà sicuramente questa classe politica a fare gli interessi del Friuli. Il Friuli sarà sempre secondario. Conterà sempre di più Trieste, indipendentemente dalle sue quasi irrilevanti dimensioni territoriali e dal fatto che abbia solo un quinto della popolazione regionale. Il potere è sempre più smaccatamente triestino e filotriestino. E non si possono escludere manovre ostili contro il Friuli, e in particolare il Friuli orientale goriziano, in occasione delle prossime riforme del sistema degli enti locali, soprattutto intermedi, all'interno di questa regione duale, attualmente accentrata nell'angolino in basso a destra, dopo la soppressione delle vecchie province ordinarie. A questo riguardo la tentazione sarà quella di ripresentare un sistema uguale a quello precedente, cambiare tutto affinché non cambi nulla in realtà, anche per andare avanti per inerzia senza creare troppe contrapposizioni territoriali e geopolitiche. Eh, Non so se si avrà il coraggio di provare a proporre delle soluzioni nuove, delle soluzioni che tengano in considerazione anche l'elemento geografico e storico e le varie realtà che compongono questa regione, che è duale per sua natura, perché la geografia non riusciranno ad abolirla. Hanno tentato invano di abolire il trattino, che abusivamente non utilizzano, ma la geografia non riusciranno a modificarla. E quando anche portino avanti delle novità, bisognerà vigilare in maniera molto attenta sul tradizionale confine geografico e storico rappresentato dal fiume Timavo, che Trieste non riconosce più solamente perché sta stretto ai suoi comodi. È un confine che ha dignità internazionale addirittura, perché nel 1947 eh, quello fu, ad esempio, il confine anche del famoso territorio libero di Trieste, per cui è bene che i triestini rispettino il loro stesso territorio invece di allargarsi troppo. Eh, C'è già una colonizzazione indiretta di Trieste su Gorizia, penso solo alla sanità, per fare solo un esempio, che è già totalmente inglobata nella sanità triestina, per i motivi già prima illustrati, di convenienza meramente triestina, e c'è il rischio che questa tendenza venga riproposta anche a livello di enti locali. Questa eventualità, per quanto riguarda gli EDR, queste scatole vuote della precedente legislatura Fedriga, gli enti di decentramento regionale,
è stata scongiurata nel 2019, proprio in occasione della ricorrenza della Patria del Friuli celebrata a Gorizia, proprio a Gorizia per combinazione in quel momento, come già vi raccontavo nel video precedente al voto. Non è affatto scontato che tali rischi vengano scongiurati anche in futuro, per cui bisognerà sicuramente vigilare su quelli che saranno sicuramente i pericoli che perennemente il Friuli dovrà affrontare, sia da Oriente, da Trieste, sia da Occidente, ovverosia dalle mai sopite mire e tentazioni serenissime o neoserenissime. Quindi, insomma, se 1 milione di friulani fa fatica a tenere a bada 250.000 triestini, immaginiamoci che cosa riuscirebbe il nostro Friuli a contare davanti a più di 4 milioni dei nostri grandi e potenti vicini veneti. Per cui ehm, siamo costretti un po' come i tedeschi a portare avanti la nostra lotta per la nostra stessa sopravvivenza su 2 fronti contemporaneamente. In ogni caso andiamo avanti. Nonostante tutte le difficoltà dobbiamo, quantomeno denunciarle, dobbiamo parlare a viso aperto di quelli che sono i reali problemi del Friuli, dei friulani, del friulano, ehm, della nostra terra, della nostra storia, della nostra identità, della nostra lingua, perché no? Ehm, insomma di tutti gli elementi anche culturali che, giustificano un'autonomia speciale che è sempre più in pericolo. Per cui, anzitutto portiamo avanti una, opera di divulgazione, ehm, ma non solo, dobbiamo comunque concretizzare un'organizzazione che sia anche politica. Ehm, rinnovo gli appelli ai friulani, a tutti i friulani, dal Livenza al Timavo, da Gorizia a Pordenone, passando per Udine, dalla Bassa fino ai monti, ehm, non ricordiamoci del Friuli solamente in occasione delle elezioni. I vari movimenti che parlano tanto di Friuli solo 6 mesi prima del voto non sono affidabili, non sono affidabili. Se poi dopo il voto abbandonano l'attività politica, che sia normale, che sia regolare, che sia periodica, significa che sono degli specchietti per le allodole. E quindi attenzione anche, insomma, a chi andiamo a sostenere, perché purtroppo lo Stato italiano ha molti interessi in quest'area geopolitica strategica, è molto preoccupato di un eventuale risveglio del Friuli, eh, appoggia il colonialismo efebugino, si serve di Trieste per controllare questa nostra terra e quindi non si può escludere che addirittura i servizi segreti siano mobilitati per, come dire, dividere, confondere, sviare, ostacolare, cercare di impedire, diciamo, la coagulazione di una massa critica friulana e solo friulana capace di ehm, eh, cambiare veramente la situazione, ecco, magari fra 5 anni. E noi non molliamo, noi andiamo avanti per la nostra strada se gli altri si fermano. Per cui cercheremo di dare quanto più fastidio possibile
con ogni mezzo lecito al sistema politico italiano, che non ci rappresenta minimamente, non ci rappresenta minimamente. Non possiamo continuare ad accontentarci di briciole, quando per esempio Rai Trieste è oramai piena di giornalisti ehm, che non sono nemmeno più triestini, ma vengono addirittura in prevalenza da fuori regione ormai. Siamo ormai molto lontani da ciò che sarebbe previsto per legge in favore del Friuli e ad esempio della lingua friulana. Per cui, per fare solo un esempio, per cui non possiamo accontentarci di rivendicazioni che siano così simboliche, non possiamo accontentarci di far festa un giorno all'anno, perché la chiamano festa, per tenerci buoni. Eh, la ricorrenza della patria del Friuli è importante, è la più importante, ma sicuramente non è l'unico momento di riflessione. Tant'è che noi stessi, insomma, abbiamo parlato di tanti altri motivi per approfondire quella che è la nostra identità e anche le ragioni della nostra autonomia. Dobbiamo veramente insistere. Anche se magari i risultati tardano ad arrivare, sono sempre più convinto della bontà della proposta eh, politica delle Aquila del Friuli, insomma, di Aquila del Friuli, perché davvero c'è un intero popolo che non è rappresentato da nessuno. Abbiamo visto, ad esempio, il patto per l'autonomia, che ormai è inglobato dal PD nella coalizione del centrosinistra, per cui ha gettato la maschera, ormai è assolutamente collegato al sistema politico italiano o comunque ferrugino. E quindi quello che già prima insomma, si intuiva ormai è evidente in maniera plateale. Proprio consapevoli del grave momento di debolezza del Friuli in questo momento, cercano di sventolare la bandiera del Friuli un giorno all'anno per tenerci buoni. Per il resto ci gettano qualche specchietto per le allodole, ci fanno cadere qualche osso dalla loro tavola se avanza qualche briciola, ci trattano come il cagnolino ammaestrato da tenere buono una volta ogni tanto con qualcosa di simbolico. Non basta, non basta, non basta. Per avere di più, tuttavia, bisogna prenderselo e per prenderselo è necessario organizzare un movimento che abbia anche una base territoriale più larga e più organica. Io da solo posso fare ben poco. Solo col sostegno di tutti o comunque di molti, tutti coloro che insomma hanno buona volontà e si mettono a disposizione, potremo almeno fare un tentativo. Eh. Probabilmente siamo destinati all'estinzione, ma io intendo morire combattendo e dando quanto più fastidio possibile ai grandi e potenti nemici che il Friuli lo odiano e lo vorrebbero semplicemente cancellare dalla faccia della terra. Mentre noi dobbiamo arrivare a quella libertà che il Friuli merita per natura, nonostante gli interessi dello Stato e gli interessi di Trieste. Ma il Friuli deve essere il primo obiettivo e il primo interesse. Tutto il resto viene dopo. Questa deve essere una nuova mentalità rivendicativa e friulana e solo friulana.
Chi non è friulano, è solo friulano, è chiaro, si rivolge a chi sventola altre bandiere. Saremo troppo pochi per riuscire a far qualcosa? Non lo so, non lo so. Forse ormai dovremmo rassegnarci a vivere nella nostra riserva indiana accontentandosi, di quel poco che ci viene concesso? Non lo so, sicuramente questa non è la vita per me. E quindi si deve andare avanti. Ehm, Già nei prossimi mesi bisogna rilanciare l'attività e bisogna continuare da subito, da adesso visitate il nostro sito, scaricatevi i nostri PDF, ehm, aderite al nostro movimento. Bisogna organizzarsi. Se il Movimento Friuli ritiene di, congelarsi nuovamente, mettiamo a disposizione il nostro simbolo per raccogliere gli autonomisti. Aderite, fatevi avanti, ehm, organizziamoci, allarghiamo la nostra base popolare e territoriale. Ehm, Noi siamo a disposizione del Friuli da adesso, ma per lavorare, non per parlare. Questo è quanto signori, cioè, siamo praticamente sull'orlo del baratro in realtà. Siamo, a forte rischio di estinzione. Diamoci da fare. Coraggio sempre, forza sempre Friuli. Grazie a tutti e mandi a tutti.